Buonasera a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, ormai divorati, travolti, obnubilati da questa isteria antitrampiana, da questa ideologia antitrampiana irriflessa che sta montando nel dibattito in conseguenza della presenza indubbiamente assertiva, diciamo, sullo scenario internazionale del presidente americano, che però dovrebbe richiedere analisi lucide, diciamo, non sbronze isteriche, ci stiamo dimenticando una parolina lievissima, minuscola, a cui chi vi parla sarebbe ancora modestamente affezionato. Quella parolina è Occidente. Perché lo diciamo? Perché oggi a Davos, dove va in scena il World Economic Forum, sapete, il tempio per eccellenza delle politiche globali, una volta anche delle politiche globaliste, poi da quando Trump è diventato assertivo, come dicevamo prima, diciamo quell'iste ideologico è venuto meno ed è laicamente il tempio delle politiche globali. Però avendo Trump calpestato molti dei dogmi invece delle precedenti politiche globaliste, oggi è isteria totale e i due campioni dell'isteria oggi, diciamo, infatti sono gli eroi dei giornaloni, lo sai, sui siti, domani sui cartacei sarà tutto un peana, a due figure, diciamo, lievemente in disarmo rispetto allo spirito del tempo, ma che invece sono eretti a idoli e sono Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron con i suoi occhiali, per cui evidentemente un problema di salute, quindi non ci mancherebbe altro, non facciamo ironie su quello, però diciamo che già l'attitudine napoleonica era ridicola prima, oggi rischia di debordare questo ridicolo. Ma andiamo al contenuto, e il contenuto degli interventi delle due figure, insomma, prestigiose, no? Unione Europea, Presidente della Francia, sono state un fuoco di fila contro quello che è, come dire, il principale contraente di quel patto di civiltà che si chiama Occidente, mettiamola così. Cominciamo da Ursula, che ovviamente ha premesso che questi shock che si stanno verificando possono essere positivi per l'Europa, no? Perché bisogna costruire una nuova forma di indipendenza europea con, diciamo, tutto il Moloch burocratico dirigista che loro signori Ursula in testa hanno costruito in questi anni. Sarà molto facile costruire una dipendenza economica, energetica, di iniziativa, anche di tempi di reazione europea, non ne dubitiamo. Anche se ogni tanto l'Unione è un po' lenta, in effetti, ha aggiunto Emmanuel Macron dopo, ma questa è una parentesi. Dopodiché la Presidente della Commissione Europea diciamo, se l'è presa con la politica dei dazi, col fatto che è stato raggiunto un accordo con gli Stati Uniti e quindi le minacce attuali di Trump romperebbero questo accordo, prescindendo completamente dal fatto che Trump ha messo sul tavolo una priorità strategica in questo momento, che si chiama Groenlandia. Qual è la postura europea? Con l'Occidente o con Cina e Russia? Questa dovrebbe essere l'unica domanda, ma questa cosa invece passa totalmente in cavalleria. Macron è stato ovviamente ancora più assertivo, o velleitariamente assertivo, diciamo. L'Europa dispone di armi e deve usarle quando non viene rispettata, quando l'ordine internazionale non viene rispettato. Stiamo scivolando verso un mondo senza legge, dove la legge del più forte sembra contare. Riemergono tentazioni imperiali. L'Europa deve difendere il multilateralismo perché serve i nostri interessi. Ora, i vostri interessi di elite europea eurocratica può darsi. L'interesse dei popoli europei, della civiltà europea, parte fondamentale della civiltà occidentale, dubito. Perché a me sembra che le istituzioni multilaterali, internazionali, che questo culto acritico della globalizzazione che si muove sul multilateralismo ha fatto di fondo gli interessi di altri, spesso di avversari dell'Occidente, in primis della Cina. Questa poi è la macro questione che pone Trump e che spiega tutte le sue apparenti, diciamo, divagazioni un po' folli. No, è una esigenza, è l'esigenza dei tempi, diciamo. Accettare una sorta di nuovo approccio coloniale non ha senso, dice Macron. Tra l'altro c'è la cosa divertente per cui però lo storico approccio coloniale che fa sì che la Groenlandia, territorio extraeuropeo, sia parte della Danimarca, è un caso di colonialismo buono, ma questa è una delle tante ipocrisie di questi tempi. Nel 2026 faremo del nostro meglio per avere un'Europa più forte e autonoma. Abbiamo bisogno di maggiore stabilità, preferiamo
preferiamo il rispetto ai bulli e lo stato di diritto alla brutalità. Ora, non è un caso che nessuno di noi abbia nominato la parolina magica Occidente, perché bisogna intendersi. Chi sono davvero i bulli? Chi sono le autocrazie che Macron sventola come rischio imminente che potrebbe travolgere l'Europa? Allora, può non piacere l'attuale presidente americano, potete detestarlo, ma è dura dire che è l'America, l'autocrazia che minaccia l'Europa, no? Il fronte delle autocrazie, l'Artico in questo è un caso di scuola, è quel fronte che va da Mosca a Teheran e che poi si salda attorno a Pechino, che ha nel dittatore stalinista fuori controllo nordcoreano un altro addentellato, cioè quello è in un mondo normale il fronte dei bulli. Allora, di fronte al fronte dei bulli, piaccia o no l'attuale inquilino della Casa Bianca, forse bisognerebbe ancora coltivare quella fiammella non scontata nella storia dell'umanità che si chiama Occidente, all'interno della quale solo c'è la libertà come la conosciamo. È chiedere troppo questo o vogliamo, in nome dell'isteria antitrampiana, fare come il famoso signore che per fare dispetto alla moglie si tagliò tutto? Vedremo e monitoreremo. Grazie a tutti, a domattina.